che le gite non le hanno fatte, non hanno potuto sperimentare delle situazioni che di solito nell'arco dell'anno scolastico possono fare. Hanno effettivamente avuto la DAD, quindi la socialità ne ha risentita molto. Allora io dico, teniamo presente che settembre-ottobre potrebbe essere il periodo buono per fare degli esperimenti importanti, magari appunto, ripeto, la settimana corta, che questo aiuterebbe sia il turismo, ma anche i ragazzi a riprendere una socialità e delle esperienze di viaggio, di turismo. Sono questi i motivi che i sindaci del litorale veneto, da Bibione a Rosolina, hanno messo nero su bianco in una lettera che nelle prossime ore sarà inviata tra gli altri al ministro del turismo Garavaglia. Incassato l'appoggio della regione, l'intenzione è quella di arrivare ad un modello sostenibile per famiglie e imprese, anche con l'istituzione di settimane corte. Il tema è delicato da maneggiare con cura e lo sa bene Massimiliano Schiavon, presidente degli albergatori veneti, che risponde da imprenditore e da genitore. Da imprenditore mi sentirei di rispondere certamente, se fosse possibile, sarebbe una soluzione ben accettata dalle imprese. In questi casi bisogna anche tenere conto di quelle che sono le esigenze del calendario scolastico e anche le esigenze delle famiglie che riprenderanno il lavoro, evidentemente per coloro che avranno l'opportunità di andare in ferie si troveranno a dover gestire queste cose. Quindi le rispondo anche da genitore e non solo da albergatore.